Allora abbiamo un progetto che si chiama Oliveti Aperti, come dice il nome stesso è rivolto all'olio, agli olivi, alla promozione del territorio attraverso questi due elementi. Questo progetto nasce da due considerazioni, una considerazione storica, perché l'olivo è legato al territorio di Masers da moltissimo tempo, moltissimi anni. Lo abbiamo trovato negli archivi, lo abbiamo trovato nel libro di Gabriele Faronato, l'olivo della Marca Trevigiana, quindi dei riferimenti a degli atti notarili nel 1200 e 1300. E tra l'altro l'abbiamo trovato con una cosa curiosa di una disputa tra Venezia e Asolo per chi doveva essere garante dell'olio, quindi una cosa molto con il garante dell'olio che doveva essere nel luogo, nel loco. E una storia più recente che vede attori di Masers, tra questi soprattutto Franco Vettoretti, che dagli anni 1990 in poi hanno messo in piedi una serie di attività che ha portato naturalmente a implementare, a incrementare il numero degli olivi, delle piante messe a dimora nel territorio di Masers e non solo. E poi via via è arrivato il frantoio, sempre con l'iniziativa che è partita da questo territorio, è arrivata la DOP e ultima è arrivato anche il riconoscimento come città dell'olio per Masers, quindi una storia ricca sia di elementi del passato che di elementi di un più recente passato. L'altra considerazione è la passione che è la spinta dei vari contadini custodi degli olivi e che ci permette di avere un paesaggio curato, un paesaggio messo sempre a punto seguendo le stagioni, quindi le cure a queste piante dai contadini, e che ci permette di avere un olio delizioso. Ci permette di avere un olio non sempre adeguato allo sforzo che viene fatto e non sempre, però quest'anno abbiamo un'annata che è favorevole, quindi siamo qui pronti a presentarla e presentarla non solo alle persone di Masers ma anche e soprattutto a chi viene da fuori. Proprio qui a Masers nei primi anni 90 nasce l'associazione Trevigiana Olivicoltori, la prima associazione trevigiana che vuole valorizzare l'olio. Anzi, in realtà l'associazione nasce più che per valorizzare la produzione e la commercializzazione, per recuperare vaste aree collinari che erano state abbandonate. E qui voglio ricordare i nostri concittadini Franco Vettoretti e Remo Vettoruzzo, che sono stati due dei fondatori di questa associazione. Un'associazione che poi trova anche l'aiuto e il supporto fondamentale della provincia di Treviso, perché nel 95, qui sono testimone, ecco, in quanto nel 95 ero segretaria dell'allora Luca Zaia, giovanissimo assessore provinciale all'agricoltura, in provincia arriva Franco Vettoretti di Masers, presidente dell'ATO di questa associazione, per chiedere aiuto, e la provincia sposa subito questi progetti. Anzi, l'assessore provinciale Luca Zaia bandisce per più anni e finanzia dei bandi per la piantumazione dell'olivo, e proprio da qui, grazie alla provincia e l'ATO, con sede a Masers, presidente di Masers, abbiamo la diffusione dell'olio in tutta la Pedemontana. Partiamo da Borso ed arriviamo a Vittorio Veneto. Associazione che, visto lo sviluppo importante che ha, poi si rivela anche un contenitore non più adatto a gestire lo sviluppo dell'olio. Pertanto nel 99 creano sempre Franco Vettoretti di Masers e Remo Vettoruzzo una cooperativa, l'Aiprol, che andrà a gestire il primo frantoio sociale della provincia di Treviso. E qui c'è una piccola nota di rammarico, perché l'amministrazione di allora di Masers non riesce a trovare un'area adatta affinché il primo frantoio nasca qui a Masers, ma come vediamo nascerà a Cavaso. Dopodiché abbiamo l'evoluzione dall'Aiprol alla Tapa Olearia, l'attuale associazione di produttori. L'ultimo atto, del quale vado fiera,
è la sottoscrizione e l'entrata nell'Associazione Nazionale Città dell'Olio. L'anno scorso, dopo un mese dal mio insediamento come sindaco, ho sottoscritto l'adesione di Maser a Città dell'Olio, un'associazione di soci pubblici e un'associazione che ci permetterà di attuare e concretizzare molti progetti utili per i nostri produttori, utili per il nostro territorio, in poche parole, e molto utili per la nostra economia agricola e turistica. E infatti una di queste iniziative avrà luogo appunto domenica 25 ottobre insieme alla vicina Asolo, sempre Città dell'Olio. Ci sarà una passeggiata tra gli olivi nei nostri due territori. Dopodiché gli eventi proseguiranno con l'iniziativa Olivi Aperti, sempre qui a Maser, nell'ultimo fine settimana di novembre e il 1° di dicembre. Saremo protagonisti con la partecipazione dei ristoratori, i quali proporranno tutti quanti questa delizia che è l'olio dei Colli Asolani di Maser, che per noi è molto importante avere dei prodotti tipici proprio per la richiesta che abbiamo sia del turista straniero che del turista locale. C'è molta attenzione sempre di più alle peculiarità di ogni territorio e tutti i suoi prodotti, e quindi noi dobbiamo cercare di spingerli e cercare di lavorare in sinergia molto con le associazioni dei produttori. Siamo nel programma delle delizie d'autunno che è organizzato dall'Umpli provinciale e daremo sicuramente il meglio per far sì che i prodotti possano esprimere il loro potenziale, che servirà sicuramente anche al territorio. Come Comitato Madonna della Salute, Comitato Festeggiamenti, abbiamo organizzato questo concorso dell'olio, è arrivato alla 9ª edizione. Visto i tempi che corrono e tutto un insieme di cose, abbiamo deciso che la sagra di Madonna della Salute nel periodo di novembre non verrà fatta nella sua interezza. Avremo forse il giorno della patrona e la domenica. Comunque, al di là di questo, il concorso dell'olio verrà fatto, ci saranno le serate degustative dove verranno assaggiati tutti gli oli. L'anno scorso erano più di 30 produttori che hanno portato il loro campioncino, e il 28 di ottobre si farà qui in Villa a Maser, si farà la premiazione, quindi abbiamo consentito come comitato che si spostasse, diciamo, la cosa ufficiale in un decoro molto più gratificante per tutti in pratica. Maser, la villa è l'emblema di Maser. Beh, chiaramente Maser è uno dei 18 comuni dell'Asolo Prosecco, è nel cuore della denominazione, nel cuore dei Colli Asolani. Maser è il terzo comune più produttivo della denominazione, per cui insomma a Maser non si può non menzionare l'Asolo Prosecco. Tra l'altro insomma siamo davanti a una cornice patrimonio dell'UNESCO dove insomma ricordiamo la storia dei nostri vigneti e la storia dell'Asolo Prosecco, che io dico sempre non si è inventato ieri, ma arriva da qualche secolo di storia, per cui insomma non ci si è inventato niente qui. Per me è una grande gioia, nel senso condividere la bellezza di questo splendido monumento è il senso di quello che è la mia vita, di quello che è stata la vita di mia moglie. Noi ci sentiamo i depositari di questa bellezza, depositari per la comunità, e condividere questa bellezza con la comunità è la nostra gioia più grande. In più questa villa è proprio la memoria storica di un passato agricolo della Repubblica Veneta. La villa è stata costruita come azienda agricola e quando sono stati rifatti gli oliveti sulle nostre colline, le talee sono venute a prenderle sugli antichi olivi qui della villa di Maser, per cui è una cosa molto importante, è una cosa che ci dà molta soddisfazione e molta gioia.